La sfida continua, FMCZ Rugby Rovigo Delta, Patarò Calvisano, turno numero 4, il campionato d'eccellenza. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Ciao Antonio. Buongiorno e buon rugby come sempre. Appena Rovigo ha mosso la palla ha messo in difficoltà un po' tutti, quindi credo che sia un po' il tema del Calvisano, quello di cercare di non far giocare i backs rodigini. Non a caso abbiamo usato immediatamente il piede quando abbiamo visto la pressione di Calvisano, abbiamo guadagnato questa touche, o meglio più territorio che touche, ma il possesso adesso di Alberto Chillona. Ancora Boggia, carica, chiude la spalla, prova a guadagnare spazio, non è così, ma c'è un problema nel punto d'incontro. Il silenzio dello stadio Mario Battaglini, parte il folletto di Ceres. Cosa dice la quaglia, Antonio? Dice di sì. Intanto l'assenza di Barione e l'innesto di Apperley e Arrigo probabilmente cambia un attenzione, po'. Pettinelli, Gianmarioli. Il placaggio di Ross McCann, lasciare Luciano nelle posizioni dove di solito sta, e quindi questa cosa qua posto in cabina di regia. Noviglio parte dalla piazzola, facile, semplice, altri 3 punti per Calvisano. Ruffolo, stesso De Marchi, e Boggia, incaricato numero 1 a prendere questo palla. Qua c'è un vantaggio, qua sicuramente sì. Sono 2 laterali e questo è già il secondo, quindi però Tomò non è scappato nulla. Attenzione Cavalieri e De Marchi. Va bene. Tomò si guarda tutti da fuori, numeri di maglia. Vediamo cosa succede. Pronto? Sembrano quegli aerei che lasciano le strisce bianche in cielo, che spesso Arrigo si cambiava e andava nel lato aperto con dentro per Roscoe McCann con Mantelli. Edo Ruffolo, Lucio, attenzione al largo, Stefano Bassona non riesce ad alimentare la corsa al largo di Arrigo, mi pare. Sì, Stefano forse poteva giocarlo 2 contro 1, ha cercato di vedere se Chiesa cascava nel suo movimento, invece Chiesa non ci ha pensato un attimo, è andato dritto su di lui e ha stoppato un po' l'avanzamento. De Marchi. Hanno problemi sul ripiazzamento difensivo, questo è giochiamola. Dennis, dai, dritto per Ross. Go! Vediamo cosa dice, questo è dubbio, sembra quella della finale. Rosco gli piace. E le bandierine col Calvisano. Rosco e le bandierine, meta! Roscoe McCann. Stefano Basson pronto alla conversione, non entra. 11-8 Rovigo. La presa di Cavalieri, il drive Calvino. Buona la prima difesa di Rovigo. Si struttura però il pack giallo-nero, avanza, attenzione, potrebbe esserci la meta del Calvisano, c'è la meta del Calvisano fra Cavalieri e Matteo Ferro. Nel frattempo parte il Tucumano, giornata no del numero 10. Questa capacità, come ti dicevo prima, di andare oltre, quindi di uscire dal frontale. Il drop di Noviglio. Di sinistro. Si vuole rifare, la mette? Questa la mette. Eccoli qua. La presa è buona, Tuivaiti, va lui, il calcetto, aia! Vediamo se Apperley c'è la meta di Calvisano. Calvisano segnare, perché sennò si sarebbe rotta la partita. Adesso diventa un problema di trasformare effettivamente, diventa un problema ormai. Muoviamo Leo Mantelli per Lucio Rodriguez, in avanti. Recupera Luchin, la sposta a Minozzi. Pallone. Mamma mia, calcio saponato. Sì. In avanti Rovigo, finisce il match. Calvisano batte FMCZ Rugby Rovigo Delta 26-11.